Cari amici di Sardegna Rosso Blu, buonasera a tutti. Oggi una location particolare, il giardino del nostro Forte Village Resort, che finalmente ci accoglie e accoglie tutti i nostri ospiti. Allora, oggi abbiamo un ospite d'eccezione, siamo nel Sulcis e questo mi fa davvero tanto piacere perché il Sulcis da 8 anni ormai mi accoglie e nell'asta che io bevo sardo non poteva mancare la cantina sociale di Sant'Adi che dista circa 40 km dal Forte Village, ma è la cantina sociale, direi tra le più rappresentative in Sardegna, ed è veramente un onore perché c'è stata una speciale rappresentanza nell'enologia mondiale, italiana ma mondiale, che l'ha resa una cantina celebre per la rivalutazione del Carignano. Il Carignano del Sulcis, il nostro grandissimo alberello a piede franco che domina le vallate di Portofino soprattutto. E questo è un grandissimo onore per noi, un grandissimo onore per la Sardegna, perché grazie a Takis noi abbiamo veramente rivalutato le nostre viti, abbiamo rivalutato i nostri vini e ci ha dato un grande supporto, una grande mano. Quest'oggi con noi abbiamo Lino Cani, la grandissima ciao Lino. Ciao, buonasera a tutti. Figura, la grandissima voce, il portavoce della cantina sociale di Sant'Adi che ci trascina e ci traghetta lungo la rotta del mondo, perché i vostri vini sono conosciuti in tutto il mondo e questo è un grandissimo onore per la Sardegna, soprattutto per il Sulcis, terra povera, si può dire, perché non è ricchissima, però è una terra veramente fiera e una terra felice di tutto quello che fa. Grazie soprattutto appunto alla cantina sociale che oggi riveste quanti soci, Lino? In questo momento i soci sono circa 200 che coltivano 600 ettari di vigneto. Non pochi, perché dietro sono questi pochi. 600 soci ci sono tante altre famiglie, molte più probabilmente, Certo. per cui una grandissima risorsa quella della cantina di Sant'Adi, che porta a braccetto e fa conoscere il nostro vino sardo in tutto il mondo. Questo è un grandissimo onore, una speciale occasione per noi. Cantina sociale nata negli anni 60, giusto Lino? Sì, per fare un profilo dell'azienda, giusto quanto dicevi tu, prima che arrivasse il grande enologo Giacomo Takis, la cantina appunto nasce nel 1960 con il patrocinio dell'Etefas, dell'allora ente di sviluppo e della riforma agraria in Sardegna. Una cantina, una cooperativa che sino agli metà anni 70 si comporta un pochino come tutte le cantine sociali, le cooperative d'Italia e del sud Italia in particolare. Poi nel 76 invece arriva un consiglio di amministrazione direi illuminato, capeggiato da Antonello Pilloni, che è ancora presidente dell'azienda, quindi sono 44 anni ininterrotti di presidenza. Che poco. È tanto. Credo che sia un record, almeno anche nel mondo delle cooperative. E ti ripeto, arriva questo nuovo consiglio di amministrazione con idee ambiziose, i primi anni di grande difficoltà, poi ecco, primi anni 80, un progetto di uscire dall'anonimato dai vini di massa e puntare decisamente sulla bottiglia. E per questo viene chiamato, ecco, con un grande gesto, voglio dire, di grande intelligenza, è contattato il grande enologo Giacomo Takis, il quale è ancora dipendente delle cantine Antinori, comunque Piero Antinori acconsente che dia la consulenza qui in Sardegna a questa azienda. E da lì è cambiato tutto, come facevi cenno prima, lo stile del vino sardo, perché viene tolto dall'anonimato quel vino carignano a cui tu facevi riferimento, che qui ha una dimora millenaria, solo che non era conosciuto come cultivar così da bottiglia, ma come vino di massa, che sai veniva prodotto dalle cantine del territorio e poi andava un pochino per il mondo a dare spalla a corpo ad altri vini.
Da lì la svolta, ecco, nasce il primo vino rosso barricato prodotto in Sardegna, che è il Terrebrune, parliamo del 1984, e da lì è tutta una ascesa, voglio dire, positiva per i vini di Sant'Adi. Al Terrebrune vengono aggiunte altre etichette, come il Rocarrubia, che stasera, ecco, avrai tu l'onere di presentare, e oggi devo dire che si parla di Carignano come uno dei vitigni che godono di prestigio e di immagine, ecco, al pari di tante altre varietà internazionali ed internazionali. La fortuna anche del territorio, come dicevi prima, ecco, che abbiamo dei vigneti di età vecchissima, che peraltro sono ancora molti nelle sabbie grasse, nelle vallate lì che scendono, degradano verso il mare, ancora franco di piede, quindi a detta dei più esperti, ecco, sembrerebbe che il vino ottenuto da queste uve faccia la differenza. Poi il resto produciamo un vino, pensiamo, ecco, di aver centrato l'obiettivo, sempre ripeto, con la grande scienza di Giacomo Takis, e lui, anche se oggi non è più tra noi, ha lasciato un protocollo che noi, ecco, rispettiamo rigidamente tutti quanti, dal primo che produce in vigna all'ultimo operaio qui in cantina. Eh sì, è una grandissima mano benedetta, io dico sempre, perché Beh, ha non a io caso, eh sì, tutte le etichette che lui ha firmato, che sono nate dalle sue mani geniali, hanno avuto sono grande tutte le successo nel grandissime mondo, etichette. e la Sardegna gli dovrebbe tanta gratitudine, perché anche se ha seguito soltanto direttamente 2 aziende, la Però cantina di sono le Sant'Adi è un'altra azienda, ma le credo 2 che aziende. altre imprese vinicole abbiano emulato uno stile di un vino sardo nuovo che si proponeva sul mercato in maniera un'interpretazione molto più moderna, molto più attuale, che rispondeva a quelli che erano le esigenze del palato del consumatore moderno. E poi dire che sono le aziende emblema del vino italiano nel mondo, perché io con il mio partner internazionale di ospiti in resort, a me fa davvero un gran piacere quando nominano il vitigno e nominano certi vini accostati, il che significa che le grandi persone, dietro un grande vino c'è sicuramente una grande persona. Il vino è, è un prodotto che arriva dalla natura, ma un vino non è naturale. Sappiamo che in natura non esisterebbe il vino, ma purtroppo la Esiste l'uva? fermentazione porterebbe poi alla scelta, Certo, nel senso che è chiaro che le fermentazioni non seguite poi vanno sotto altre direzioni. è E, chiaro. e voi, grazie alla sua maestria, diciamo, l'avete saputo ascoltare e avete saputo trarne un grandissimo beneficio, altrimenti questi 200 soci che oggi rappresentano la cantina sociale di Sant'Adi non sarebbero tali e noi in Sardegna non saremmo così importanti. Grazie. Sì, crediamo di aver dato un contributo giusto. Ecco, noi diciamo che abbiamo cambiato il modo di pensare della cooperazione in genere, trasferendo il concetto di quantità in qualità. Non è Esatto. stato un processo certamente facile, abbiamo dovuto lavorare molto con i nostri produttori, però quando hanno capito il progetto e hanno visto i risultati, devo dire che ci hanno subito affiancato in questo percorso, in questa impresa, e noi oggi possiamo definirci, ecco, un sogno che è diventato realtà. Assolutamente. Oggi noi parliamo del Solais, in particolare del nostro metodo classico, e del Rocarubia Riserva. Sì, Però sì. vogliamo un attimino raccontare ai nostri amici di #Io bevo sardo la bellissima collezione di etichette che voi producete. Facciamo una carrellata veloce. Ma noi iniziamo, la prima etichetta, la più storica, diciamo, che è quella del Villa Solais, che è del nostro vermentino base, che negli anni 80, primi anni 80, quando in Sardegna, e non solo in Sardegna, si beveva tanto vino sardo, molte volte anche con la fiorentina veniva accompagnata da un vino bianco, allora anche noi ci siamo adeguati lì, non producevamo vino bianco, ma compravamo del vino, e quindi abbiamo tenuto questa etichetta Villa Solais, che è diventata un pochino una sorta di
di emblema, di un vino bianco fresco, appena appena pétillant, come lo chiamano i francesi, appena appena mosso, e quindi è diventato un vino molto importante. Poi chiaramente il progetto, l'idea fondamentale era sempre quella del grande vino rosso, perché eravamo consapevoli che nelle grandi carte dei vini, ecco, primeggiavano, ecco, come importanza i vini rossi, i vini a bacca rossa. E allora da lì ecco il progetto del Terrebrune, che la prima nata, ripeto, era del 1984, commercializzata nell'88, poi al Terrebrune è stato aggiunto il Carignano Riserva, che è appunto il Roccarrubia che degustiamo stasera, e poi tutta un'altra serie di prodotti, che compreso sia vini bianchi, un vino per esempio bianco barricato, che è il Villa di Chiesa, che è un blend di Vermentino e Chardonnay prodotto qui nel territorio, che è anch'esso... Scusami, pluripremiato, aggiungerei. Sì, è un vino che ha incontrato, adesso per la verità, dei vini barricati negli anni passati se ne è un pochino abusato, con l'uso forse del legno, ecco, smisurato, e il consumatore ha avuto un attimino così una sorta di attesa, ecco, di lasciarli perdere. Però oggi devo dire che è comunque un vino che regge nel nostro assortimento. Poi abbiamo una selezione di un altro vino bianco, che è il nostro Cala Silente, che è un vino tenuto dai vigneti Vermentino, quelli più maturi, quindi con una selezione delle uve, una fermentazione, un'evoluzione in cantina normale che si pratica con i vini bianchi. E poi abbiamo ancora, ecco, il nostro vino da dessert, che è il nostro Latinia, che è vino ottenuto da Uve Nasco, che è un pochino battezzato come il vino della ospitalità, cioè il vino che nel contadino vinificava le uve dolci a bacca bianca, separate, perché nel corso della giornata, quando arrivava l'ospite, era il vino che veniva offerto in qualsiasi ora del giorno. Ecco, quello era il vino, diciamo, del benvenuto, mentre oggi magari nella gastronomia moderna è il vino del congedo, cioè il vino che si beve a fine pasto, quando si beve, perché è uno dei vini penalizzati da tutte le norme che ormai limitano, ecco, il consumo dell'alcol. Cioè paga il vino anche se non è il colpevole. Ecco, abbiamo aggiunto invece, ho visto la schermata, abbiamo aggiunto invece un altro vino, un liquoroso, che si chiama Festanoria, che è ottenuto da Uve Canonau. È un vino fortificato che si chiama Festanoria, anche il nome vuole evocare quelle che sono le feste grandi, le feste che devono essere onorate, quindi si parla di quelle feste tipo Natale, Pasqua, oppure magari grandi eventi delle famiglie come matrimoni e altro. Festanoria, ed è ottenuto da Uve Canonau, che è appunto un vino che rimane nelle barriche, ormai ci dimentichiamo, e dice il metodo Solera un pochino al contrario, anziché andare in verticale noi facciamo le annate, e quindi ricompone quella bottiglia, che è la terza edizione che proponiamo, e ci sono le annate 2009, 2010 e 2011 di Canonau, fatto a Passile e fortificato. Fantastico. E niente, abbiamo anche una grappa ottenuta sempre dalle vinacce del Terrebrune, che ci viene distillata nella penisola, nel Trentino, quindi andiamo a farla distillare dove sono i maestri della distillazione, e l'ultimo che arriva è questo, il nostro spumante, che tu facevi cenno, che poi avrai il compito, ecco, di presentarlo. Il metodo classico, ottenuto da uve Vermentino. Noi facciamo la raccolta delle uve quando ormai cogliamo un pH che sia accettabile per quanto riguarda la lavorazione degli spumanti, e effettua la fermentazione, e qui poi il vino lo mandiamo in un'azienda dell'Oltrepo Pavese, dove ci viene appunto spumantizzato, seguito da un nostro consulente, e questa che è la Cuvée 2015, questo ha stato 36 mesi nei suoi lieviti, quindi un vino che ancora presenta, ma questo lo dirai tu, delle note, voglio dire, anche di persistenza, di vino reale, che chi è abituato a pasteggiare con le bolle, qui ecco ci può fare l'intero pasto. Visto che te lo sei versato, provvedo anch'io a mettere un goccio, così ti seguo mentre... tutti i nostri amici in ascolto di Sardegna Rosso Blu, questo fantastico pétillant,
Una bollicina fine e numerosa e una cremosità molto particolare che riveste appunto il centro e i lati del calice, che denotano guardandola, nella sua veste luminosa, giallo paglierina carica, una numerosa e folta, bollicina. Questo è sinonimo sicuramente di una grandissima, lavorazione di una accuratezza delle uve. Come mai questa voglia di fare le bollicine in Campari? Ma intanto era, quando abbiamo iniziato, questa è la terza edizione, era la quarta edizione, scusate, era un momento magico delle bollicine, che ancora oggi regge. Certo, è vero che le bollicine sul mercato abbiamo di tutto, prodotti, ecco, di un livello appena più ampio, più alto, fanno fatica perché i grandi consumi sono dati da queste a volte, mi permetto senza offendere nessuno, un pochino delle acque alcolizzate, ma questa è un'altra storia. Noi l'abbiamo fatto giustamente per completare un assortimento della gamma dei nostri prodotti, quindi dall'aperitivo, ecco, per chiudere con la grappa o il dolce o il liquoroso. Quindi questo è un pochino stato lo stimolo e la voglia. Non ne facciamo un numero di bottiglie molto elevato, anche perché sul mercato ci sono dei grandi sfumanti che, sai, per un'impresa sarda con uno segmento, ecco, di prezzo medio-alto, ecco, Da definire hanno... una chicca dell'azienda, no, Prego? da definire una chicca dell'azienda, una Beh, non abbiamo necessità, cioè non è un prodotto che nasce per fare i numeri, è un prodotto che nasce per essere di qualità. esatto, E questa è la questo è un pochino che ci contraddistingue, cioè non abbiamo la necessità di vendere, ecco, 1 milione di bottiglie di questa etichetta, abbiamo la necessità però che chi beve questa etichetta abbia la consapevolezza che c'è la interpretazione dei vini che fa Sant'Adi, sempre in rispetto di quel grande maestro che ci ha insegnato che, ecco, un vino buono deve essere buono e basta, non ci sono alternative. io questa bolla me la sto veramente godendo. Al naso non è invadente, i profumi salgono ben ordinati, sicuramente un grande fruttato e una macchia mediterranea molto interessante, un fruttato di melone, di pesca bianca di San Giovanni, quella delicata. Un fiore bianco, direi un bellissimo biancospino, una fiore di pesca, sono delle note molto delicate. Questa è la cosa bella, che al naso è molto delicato, è poliedrico, al naso è molto delicato e anche il suo frutto è un frutto croccante. Probabilmente è dato da una vendemmia un po' precoce rispetto al Soprattutto, se vogliamo cogliere alcuni elementi, non possiamo fare diversamente. certo. E dopodiché in bocca invece sprigiona questa bellissima alcolicità e questa grande struttura, una grandissima struttura alcolica, ma non nel senso dell'alcolicità. Questo livello alcolico spinge i profumi e spinge la freschezza e l'acidità e fa muovere il vino in bocca, per cui crea una sorta di salivazione e di sapidità veramente tanto interessante. E questa è la cosa fondamentale. La bolla deve, io dico sempre, una buona bolla deve aprire il nostro stomaco, deve prepararci al cibo o comunque deve andare a ripulirci. Quindi si utilizza probabilmente in occasione o di aperitivi e in questo caso Certo. anche di grandi crudi. Cioè io qua ci accompagnerei un inizio pasto con una pesce spada, Con delle una crudità, certamente, delle certamente. crudità, esattamente. Ma la No, confermo, mi fa piacere che abbia notato questa nota di questa sapidità, questa mineralità che in effetti, avendo i vigneti, noi in un'areale qui che in linea d'aria i più lontani sono 10 in linea d'aria sono circa 10 chilometri dal mare,
e il vento, che è un elemento sempre presente per via aerea, trasporta appunto salinità che si deposita nei grappoli, poi ce lo troviamo come sapidità, come mineralità nel vino. E questo è uno degli elementi che contraddistingue questa bottiglia. Esattamente, ed è fantastico perché comunque abbiamo sempre difficoltà tra professionisti a trovare delle bolle sarde. Ora devo dire qualche azienda sta lavorando bene il prodotto, Ce ne però sono. diciamo che abbiamo sempre la tendenza a sconfinare oltre Alpe piuttosto che oltremare. E invece Sì. noi in Sardegna devo dire che voi col cambiamento climatico, voi con la grande lavorazione degli esperti e con le tecniche di innovazione, perché no? Io inviterei gli amici in ascolto a provare questa bellissima bottiglia che ha un vestito molto elegante, che non è da poco, perché comunque in ristorazione, soprattutto comunque in enoteca, in oreca, è importante che la bottiglia sia vestita nel giusto modo, perché comunque è un buon biglietto da visita. Poi, se il prodotto è eccellente, quale prospettiva perfetta, direi. Questo è, insomma. Grazie. Una grandissima sprigiona dei profumi veramente interessanti e una grandissima mineralità, una sapidità. Si vede che è una bolla figlia di un'isola ventosa e che racchiude tutta quella sapidità che arriva anche dal mare, la sapore di È mare, chiaro. di sale. I nostri vini hanno sempre questa grande caratteristica e non bisogna mai E, farli confondere perché devono hanno una grande. infatti noi, scusami, noi proponiamo sempre quando si parla dei nostri vini, dei rossi, dei bianchi in particolare, in questo caso di questa bolla, che sono dei vini mediterranei, cioè quella mediterranea, quella areale, perché sai, a volte questa areale esposto così forse è più significativo o incide di più anche della varietà, perché noi Esatto. parliamo di un areale, di questa salinità, di questa sapidità, ecco, un sorso di schiuma di mare, ecco, che sarebbe il nostro mare così pulito, e questo, ecco, vorrebbe rappresentare e vendere un areale, in questo caso parliamo della Sardegna, che a noi fa solo molto piacere. Ma infatti siccome abbiamo degli amici esteri in collegamento con Ah Sardegna, sì? io non vorrei fare troppa invidia e non ho parlato di mare, di barche, eccetera, eccetera. Evito questo argomento per rispetto degli amici Vabbè, in ascolto, allora perché io però limitiamoci a questo, dai, che è già pomeriggio abbastanza. dopo barca sarebbe l'ideale. Anche a bordo barca, o nella barca, sai, che ma farlo avere sempre lì nella cambusa non sarebbe male. Esatto. Fate dei formati diversi rispetto alla 0,75, fate il Sì, massimo. facciamo il magnum e basta, non andiamo oltre. Ti ricordiamo che oltre le 2 persone in genere è consigliato nei formati acquistare direttamente la Magnum perché una bottiglia finisce troppo in fretta purtroppo. Oggi, parlare di Terre Brune sarebbe stato troppo scontato. Parlare del vostro Sardos che forse non abbiamo nominato prima, anche. Vuoi Beh, dire sul il Sardos Sardos? era la bottiglia celebrativa del mezzo secolo dell'azienda. È l'ultima opera, diciamo, di Giacomo Tacchis. Pensa che nel taglio, diciamo che noi abbiamo così un brogliaccio dove ci sono i tagli che formavano quella bottiglia, quel magno, perché era l'edizione unica e solo magno. Non abbiamo neanche noi però le percentuali di come era disposto il vino, perché quello non lo definiamo Carignano, perché non è Carignano in purezza, ma ci sono anche altre varietà. Chiaro, assolutamente. Mi fa piacere che anche tu versi il calice, non avevo notato prima. Beh, se no che sarebbe, cosa ti faccio bere da sola, ma quando Il mai? setto, poi una donna non si fa mai bere da sola. Ma quando mai? Roca Rubbia riserva. Come è stata l'annata 2017? Facciamo un focus. Ma sì, qui per la verità, salvo rarissime eccezioni, come può essere stato il 2018, è un'area laddove il grado di piovosità è sempre abbastanza basso, infatti noi qui soffriamo perennemente di siccità. Ripeto, il 2018 è stata un'annata che
nessuno ricorda, anche le persone più anziane, una nata così piovosa come quell'anno. Quindi il grado di piovosità è sempre limitato, che si attesta normalmente tra i 500, 600 come si dice, millimetri di piovosità annuale. Il problema è che molte volte, per fortuna, le piogge, anche se poche, però arrivano nella stagione delle piogge, dando quindi alla pianta la capacità di avere un processo vegetativo normale e arrivando poi con delle temperature importanti, delle temperature, come dire, quasi aride nel periodo estivo, che tende poi a fare tutte queste concentrazioni che troviamo nei nostri vini rossi. Quindi l'annata, qui ripeto, il cambiamento non è molto frequente che ci siano degli sbalzi di piogge molto elevati, però il 2017 rientra nella normalità. Riserva è perché il disciplinare contempla che il vino, per essere riserva, deve essere commercializzato al secondo anno successivo alla vendemmia, per cui oggi 2020 stiamo proponendo il 2017, che è l'annata di riferimento. Niente, le uve provengono dai vigneti che hanno un'età matura importante, che sono minimo dai 20 anni in su, quindi vigneti maturi, produzione molto bassa, e la produzione normalmente non la calcoliamo per ettaro, ma per ceppo, cioè abbiamo tutta una serie di controlli che in vigna con i nostri soci, laddove andiamo a monitorare, soprattutto per esempio di questi tempi, siamo già in vigna a capire se il carico della produzione può essere eccessivo per ogni pianta, e quindi suggeriamo che venga fatta l'abbattimento dei grappoli esterni, il cosiddetto diradamento, per poi andare alla vendemmia in condizioni, voglio dire, di grandi strutture, di grandi concentrazioni che poi ritroviamo nel vino. Fermentazione normale, anche se medio-lunga. Dopo la fermentazione il vino subisce una prima pulitura e poi va in barrichi di secondo e terzo passaggio, dove ci rimane tra i 10 e i 12 mesi. Finito questo periodo in barrichi, il vino torna in vasca in cemento però con verniciature epossidiche, dove il vino avviene nella cosiddetta stabilizzazione tartarica. Noi i vini rossi non li filtriamo e quindi abbiamo magari vini che sono poco brillanti, però autentici, senza che siano stati sottoposti a delle chiarifiche troppo aggressive oppure delle microfiltrazioni. Il risultato è il prodotto come questo, che poi viene imbottigliato, e prima di essere venduto il disciplinare impone che debba fare 6 mesi di affinamento in bottiglia. È un vino che ha molto successo, ne produciamo diverse centinaia di migliaia di bottiglie, e niente, è un vino che fa un buon lavoro nel nostro bilancio. Un focus particolare. La prima, l'etichetta. L'etichetta ripercorre quelle che sono quello che è il tramonto nelle rocce di Sant'Adi, giusto? Sì, che infatti Roccarrubia significa roccia rossa in buona sostanza. C'è un piano oro, esatto. un piano oro qui che riprendiamo questa riproduzione, così è una cosa chiaramente grafica molto, molto limitata, ma l'idea è quella di stare nel territorio e di promuovere il territorio. Io adoro andare in bici e proprio nel tramonto, arrivando a Sant'Adi, si vedono queste bellissime rocce rosse che sono uno scenario fantastico, perché roccia rossa, vigneti di Barrua subito, verdi, lucenti, e terra quasi marroncino barra rossa, quindi sì, infatti. colori accattivanti. Per chi ama la natura e a chi piace ripercorrere i sentieri, sono veramente affascinanti. Secondo focus, l'importanza che Roccarubia ha nel traghettare il suo fratello maggiore Terrebrune, perché tutte e due si danno forza l'un l'altro, si danno una grande mano. Uno è l'importante per l'altro, diciamo, viceversa. Io noto sui mercati, perlomeno. No, Terrebrune diciamo che rimane la etichetta bandiera dell'azienda. Certo. Su questo non v'è dubbio. Il Roccarubia nasce perché il disciplinare contemplava il superiore e il riserva, e noi allora abbiamo
classificato Terre Brune superiore e il Roccarrubia il riserva. È chiaro che qui, mentre nel Terre Brune hai una selezione, anche perché il disciplinare impone che i vigneti che compongono la bottiglia di Terre Brune devono essere iscritti ad un album camerale speciale delle DOC, e lì è contemplata addirittura, anzi imposta, la produzione a ceppo, non più la produzione a superficie. Mentre invece sul Roccarrubia, ecco, possiamo giocare con una elasticità appena maggiore, certo, sempre facendo salvo quel concetto, ecco, di qualità, perché il fatto di essere il fratello minore del Terre Brune impone anche qualche impegno, insomma, qualche obbligo, e noi in questo caso siamo obbedienti a questo concetto. Infatti ha grande successo. Prima ho detto diverse centinaia di migliaia di bottiglie, perché in effetti è un vino che si beve in tutto il mondo. Abbiamo nel centro Europa probabilmente il mercato più importante, ma sono numeri importanti che, ripeto, sono una componente nel nostro bilancio che fa la differenza rispetto ad altre etichette. E salutiamo tutti gli amici in ascolto che hanno commentato nel frattempo. Lino, ti fanno un sacco di complimenti. Indubbiamente. Visto questo Fabrizio Serra, però, ecco, a me Eh, saluta, a te manda i baci, capito? Mi preoccuperei fosse il contrario, però. Bravo, bravo. No, ma per lui dovresti preoccuparti, Certo, non per no, me. insomma, per chi non è Dai. in consenso con tutto ciò. Un bellissimo rosso rubino, un colore bello, è trasparente, è traslucente, però ha la sua trama colorante, ha una bellissima luce questa, perfetta, una trama colorante importante. Nel suo giro del calice, noi sommelier aspettiamo sempre 3 secondi da quando muoviamo a quando il disco si ferma, 3 secondi, neanche 3 direi, quindi una carica glicerica strutturale importante. Sì. La sua lacrimazione stenta, quindi un grado alcolico che chiaramente deve sorreggere tutto quello che ci siamo detti, ma deve sorreggere soprattutto la struttura e l'aiuta, l'accompagna nella conservazione negli anni, perché comunque è un vino che regge bene, conserva bene il suo stato nei tanti anni successivi, e questo non è Di- da poco. diciamo che è un vino che invecchia senza le rughe, come, no? È senza Diversamente le da me. rughe, esattamente. Un vino che non passa dal chirurgo estetico, ma porta bene il Sì, suo sì, porta bene, li porta bene. Un naso io l'ho già bevuto per la seconda volta, adesso andrò per la terza volta. Questa annata 2017 mi ha stupito per il suo grandissimo profumo di frutti rossi maturi. Molto pieno, molto ampio, Molto molto piaccione, pieno, sì. molto ampio, c'è molta ciccia, come diciamo noi sommelier, c'è molta carne, c'è molta polpa, Sì, c'è molta sì. frutta carnosa che viene voglia quasi di morsicare, una grande ciliegia carnosa, una grande rosa canina, una bellissima frutta matura, però che rimane croccante, bella carnosa, raccolta al momento giusto. Un Che legno rimane che lo fresca, che rimane accompagna. ancora fresca. Esatto, un legno che lo accompagna, che lo arrotonda, delle note di cedro, del tabacco in dissolvenza, delle note di sigaro leggermente offuscate, una macchia mediterranea, la salinità che rimette sempre tutti a posto e dice: "Alt, ci sono anch'io, perché ho fatto questo lavoro". Grande acidità, ehm, che è frutto delle temperature caldo-fredde che subisce, perché comunque siamo di fronte al mare, è vero, però anche di fronte al mare si va sotto, quindi Sì, sono capita. sono delle uve, dei vigneti che vanno in sofferenza e vanno in stress. Io dico sempre, io quando ho visto le vallate dei vostri vigneti al mare, dico sempre solo Carignano potrebbe nascere lì, perché non c'è nessun'altra forma di
oltre alle capre veramente poverette, non ci potrebbe essere nient'altro altrimenti. Queste grandissime colate di vento, queste maestrate che tirano dentro, il mare, l'acqua salata e subito sole, quindi che brucierebbe la qualsiasi, invece loro stanno lì bene, sono bellissime, sono grosse e basse. Resistono. Resistono, una grandissima Ah sì, allegrezza, grandissima sì. attività e armonia che si vede nel calice. Rino, io con questo calice invito tutti i nostri amici in ascolto di Sardegna Rosso Blu, a venire a trovarci, nel Sulcis, a trovarvi in cantina, a assaggiare le nuove annate, di tutti i vini che abbiamo citato prima, non solo di questi due, ma di tutti i vini che abbiamo citato prima, perché sono delle grandissime bottiglie in una grandissima espressione di salute. Ed è stata veramente bella questa nostra chiacchiera con due calici, perché è sempre affascinante vedere quanto il nostro territorio sappia regalare delle grandissime bontà. Abbiamo veramente un territorio ricco e che è ancora da scoprire. Invito tutti gli amici di Sardegna Rosso Blu a continuare ad ascoltarci. Alle 21 abbiamo l'11+1. Ricordo che c'è ancora qualche posto per le nostre degustazioni tenute settimanalmente. Mi ha fatto un grandissimo piacere avere la cantina di Sant'Adi, esempio sulcitano in Sardegna e in Italia, esempio nel mondo del Carignano. Grazie. Veramente È stato sono veramente affascinata e ammaliata quando i miei ospiti arrivano da me e ricordano i nomi dei vostri vini della nostra Sardegna. Ti ringrazio. Ne abbiamo bisogno. Anche noi, ecco, vi ringraziamo dell'ospitalità che ci avete riservato, dell'attenzione che tu in particolare hai dedicato e dedichi ai nostri vini. Noi cerchiamo di dare un contributo così, intanto perché lo dobbiamo a quei produttori che credono in noi e che ci portano le loro uve, e poi vorremmo dare anche un piccolo contributo a questa nostra Sardegna a cui tu facevi riferimento, che probabilmente abbiamo necessità, se noi sardi ci credessimo un po' di più, se la rispettassimo un po' di più, forse potremmo avere anche di più, non soltanto nel mercato isolano, ma nel mercato nazionale e nei mercati internazionali. Noi mandiamo un messaggio che vorremmo che i nostri vini fossero ambasciatori del territorio, con tutto quello che ne consegue, delle cose importanti, di quelle meno importanti, però ecco, questo siamo, essere autentici nel vero senso della parola e promuovere e proporre vini veri, che abbiano la capacità di quella personalità che è tipica, anche di quel carattere dei sardi, che a volte può essere anche discutibile, ma in ogni caso dobbiamo essere e siamo un popolo in una regione genuina, questo dovremmo proporre. Verissimo, verissimo, davvero. Allora, grazie. Buona serata, grazie. Venite a grazie. Sardegna, seguite Sardegna Rosso Blu, #Io Bevo Sardo, seguite tutti i nostri programmi e andate a trovare la cantina di Sant'Adi. Se notate una degustazione non ve ne pentirete. Grazie. Grazie Sofia, grazie a chi ci ha seguito, grazie, degli auguri, salute.